La festa di San Giuseppe a Favara deve essere vissuta come momento di aggregazione tra le famiglie, dando spazio anche alle diverse creatività locali. A dirlo a Sicilia TV Notiziario è l'arciprete di Favara, Don Giuseppe Doriente. La festa di San Giuseppe è una tradizione molto bella che si ha in molti paesi, in modo particolare qui a Favara, e che veniva celebrata nel momento in cui finivano i lavori durante l'estate e quindi la cittadinanza viveva un momento di solidarietà, un momento di socialità, un momento di festa per la raccolta che era stata fatta, perché era un popolo agricolo prima. Ecco, e noi vorremmo che lo spirito di questa festa restasse, che è quello di socializzare, in modo particolare di aiutare le persone che hanno bisogno. E nello stesso tempo voglio che sia, vissuta da tutti come un rinnovamento di stile di vita. Ma vogliamo anche dare la possibilità a tutte quelle creatività, a tutte quelle attività, a tutte quelle ricchezze di cui vive il nostro paese di Favara, di metterle a disposizione. Io sarei contento che se ci sono persone che possono mettere i loro talenti a disposizione della cittadinanza, lo facessero e fossero inseriti nella festa di San Giuseppe. L'indirizzo della festa deve essere quello di aiutare i più deboli, ecco perché le somme economiche raccolte durante i festeggiamenti, così come l'anno scorso, detratte le spese, saranno devolute alle famiglie indigenti. In linea di massima noi vogliamo che resta la centralità della religiosità e dell'attenzione verso il debole in modo particolare. Io non desidero che siano fatte delle raccolte pubbliche, ma quindi nessuno deve dare niente a nessuno che si presenta alla propria casa, alla propria porta, perché quello che si raccoglie solo in chiesa. E alla fine della festività noi, come ho fatto l'anno scorso, presenteremo tutte le entrate e tutte le uscite, e quello che ci rimane in modo particolare, come ho fatto l'anno scorso, è stato dato ai poveri in 2 occasioni, dopo la festa e specialmente nel periodo delle festività natalizie. Penso che questo come spirito cristiano sia più valido del resto. L'anno scorso si sono distribuiti circa 9.000 euro, ciò è stato possibile anche cercando di ridurre le spese. Per esempio c'è il no ai fuochi d'artificio. Non che non mi piacciono, ci dice Don Giuseppe, ma meglio devolvere quei soldi ai bisognosi. Io i fuochi d'artificio l'anno scorso li ho annullati perché fare fuochi d'artificio significa prendere una buona parte di quello che si raccoglie per una cosa buona, ma non è più il nostro tempo. Ecco, io vorrei che la gente lo capisse questo. È meglio dare un aiuto alle persone bisognose che godere per un quarto d'ora, 20 minuti di uno spettacolo anche che è bello. A me piacciono i fuochi d'artificio, però penso che questo non sia più il momento, di poterle realizzare. Sì invece alle minestrate di San Giuseppe, nate e comunque sempre legate all'idea di aiutare chi si trova nella necessità. Le minestrate penso che siano qualcosa che è rimasto nel cuore del popolo. Le minestrate avevano lo scopo di venire incontro ai poveri e quindi indica proprio questo desiderio di condividere chi ha con chi non ha, e indica anche questo desiderio di entrare nelle situazioni difficili degli altri. Le serate di festeggiamenti più mondane saranno a cura delle creatività locali. Il cartellone è in fase di allestimento. Ogni associazione artistica, sportiva, culturale può dare la propria adesione entro il 26 luglio, l'ultima domenica del mese. Ogni idea sarà ben accetta, ci dice Don Giuseppe. Il cartellone definitivo sarà pubblicato i primi di agosto.